Elezioni regionali 2025, siamo con Renato Borgato. Renato Borgato, faccio una piccola biografia, è uno dei padri nobili della Democrazia Cristiana, conosciutissimo, che è stato in stand-by più o meno 10 anni. Di più, un po' di più, anche. di più. E adesso ha avuto la folgorazione sulla via di Damasco per l'UDC. Allora, Renato, perché hai scelto l'UDC per primo e perché hai deciso di rimetterti in gioco? Vedi, Leandro, sei un giornalista che sa subito cogliere il significato, perché quando uno deve fare una scelta, è una scelta che segue quella che è il sentimento, quello che è un momento ragionevole per se stesso, ma soprattutto il significato che si può dare alla persona che si candida nel rapporto con la gente e con il territorio. Io credo che a 57 anni, anzi scusa, sono il contrario, ma il contrario. Ho incontrato un mio caro amico, un sacerdote, e quando lui mi ha detto guarda che torna lo scudo crociato, è simbolo del cattolicesimo democratico, tu non puoi mancare. E io ho detto no, scusami, sai, ma ti devo dire la verità, io credo di avere già dato e sono 15 anni che sono fuori dalla politica e poi le energie non sono più quelle di allora, e lui mi ha detto ma scusa, proprio tu parli di energie finite, guarda che nella maniera più assoluta il dare non ha limiti, non ha un fine. E mi ha convinto il caro amico De Poli, tra l'altro in questo segretario nazionale dell'UDC, anche lui mi ha detto Renato, su Rovigo è importante la tua figura insieme ad altri, ma se tu ti senti di dare un contributo sei super benvenuto. E io ho accettato, la gente mi capirà. Ti dirò che a 75 anni mi vergogno un pochino a chiedere il voto, però sai, al di là del chiedere il voto, il contesto di trovarmi con degli amici che da tanto tempo non vanno a votare perché non c'è più il partito identitario, il democristiano non va a votare perché qual è il partito che può rappresentarlo, e decidono di non andare a votare. Io spero e credo che con questo simbolo di trovare, di dare la possibilità agli amici di dire ci siamo. Quindi, ricapitolando, quanta voglia c'è di Democrazia Cristiana in questo momento? Perché poi la Democrazia Cristiana si è divisa in 1000 rigoli, e quindi ti faccio due domande proprio politiche più che regionali. Quanta voglia c'è di Democrazia Cristiana, perché non si riesce a fare squadra con le varie anime che si sono poi sciolte? Adesso ti spiego. Il sistema maggioritario, il bipolarismo, praticamente ha sacrificato il centro, dando rilevanza politica ai partiti estremi. Il centrodestra e centrosinistra, obbligato in qualche modo ad essere schierato o di qua o di là, ha creato una situazione di decimazioni da parte dei democristiani, e quindi li troviamo con il centro-sinistra, li troviamo con il centro-destra, e effettivamente purtroppo se non cambia il sistema elettorale e non torniamo al proporzionale con le preferenze, quello che noi abbiamo sempre sollecitato e voluto, questa è l'analisi attuale. Purtroppo o sei di qua o sei di là, centrodestra o centrosinistra, e quindi abbiamo gran parte dei democristiani da una parte e da un'altra. Poi anche nel centrodestra, anche lì c'è qualcuno che fa riferimento alla nomenclatura, e quindi la situazione, però c'è questo da dire. La gamba centrista, parliamo della coalizione di centrodestra alla quale l'UDC appartiene. Ecco, ricordiamo che l'UDC sostiene Stefani come presidente, un ragazzo in collegamento con tutto i partiti di destra e centrodestra. Un ragazzo meraviglioso che ha valori cristiani
notevoli, è un ragazzo d'oro, è uno di noi e quindi abbiamo un candidato presidente che sicuramente lui proviene, ha fatto il sindaco e benissimo ha fatto il sindaco, quindi ha questa passione per il territorio, per la gente e quindi ci mette nelle condizioni e il fatto stesso che abbia voluto il suo nome sopra lo scudo crociato è significativo che insomma ecco, non è una persona anche lui moderatissima, una persona che coltiva la mediazione, è una persona che non rincorre i momenti urlati di qualche esaltato e quindi non è fuori dalla logica di egocentrismo di qualcuno ed è proprio rappresentativo nostro. E centrodestra, il centrodestra, stavo dicendo, ha bisogno della gamba centrista. Ecco, allora ritorniamo alle regionali e ritorniamo al Polesine. Quali sono le criticità che voi vi prenderete in maniera importante per risolvere? Quali sono secondo te le criticità di questo territorio, che è un po' territorio anomalo perché c'è alto, medio e basso Polesine, quindi bravo. È difficile anche fare una media. Bravo, tu hai esattamente individuato le problematiche. Il nostro territorio, sai come lo definiva Tony Bisaglia? È come un sacco vuoto steso per terra, con un tappo rappresentato dal ponte di Boara. Io ricordo questa definizione del grande tappo in centro, il tappo in centro non è il tappo, se tu fai capi di un se tu guardi tutte le altre province hanno il capoluogo, il baricentro nel capoluogo e l'assetto, la configurazione delle province è circola attorno al capoluogo. Per Rovigo non è così, abbiamo aree che sono del tutto marginali e addirittura si crea una situazione di difficoltà, di tremendo collegamento con il presidio ospedaliero. Ecco perché secondo me il Delta doveva avere la sua ULSS. Come c'era una volta poi. Come c'era una volta, perché la stessa cosa riguarda anche l'Alto Polesine. L'Alto Polesine abbiamo due presidi ospedalieri, a Trecenta e ad Adria, ma con dei servizi che sono del tutto insufficienti. Il risultato qual è? È che a un certo punto l'ammalato, il paziente, è costretto ad andare, anche perché ci sono delle liste d'attesa che sono paurose nella struttura pubblica, è costretto ad andare dal privato. Quindi c'è un incremento spaventoso di quella che è la privatizzazione della struttura sanitaria. Un ragionamento importante deve essere fatto sotto l'aspetto dell'integrazione strutture sanitarie, ospedaliere e sociali con i dovuti presidi, con i dovuti punti di riferimento. Bisogna che la politica si faccia carico, e noi questo lo proponiamo, di studiare tutte le situazioni perché sia il Delta sia l'Alto Polesine abbiano i servizi che bisogna dare. Sono temi questi che non hanno né destra né sinistra, sono del cittadino, cioè è come l'ambiente, sono temi universali. Ecco, però dobbiamo in maniera più assoluta ricordarci che questi temi qua, queste intenzioni qua, devono essere ancorate a delle figure di rilievo, perché non è pensabile che uno possa essere un amministratore della cosa pubblica perché si inventa dalla mattina alla sera. Senti, avverti la passione, no? Sì, sai cosa? Io sto sorridendo perché tu hai detto 3-4 volte che ho 75 anni. Era 15 anni che non facevi... 57. Chi lo ferma questo qua? Grazie Renato, grazie ancora. Sei un grande, complimenti perché sai fare le tue interviste dove c'è l'ironia, c'è anche il sarcasmo, c'è l'ironia, c'è quella voglia di divertimento. Beh, perché la politica è bella quando la passione ti fa anche divertire.
Ecco, e tu in questo modo qua sai anche trasmettere all'interlocutore questo modo così sincero, trasparente da caro amico. Grazie Renato. Grazie a te.